prossimo passo spero che sia il nome della candidata o del candidato, perché francamente credo che questo teatrino abbia stancato l'elettorato, anche perché nessuno capisce il motivo. Di fronte a un centrodestra che continua a non decidere, il leghista Roberto Marcato non usa come al solito parole di circostanza e anzi rincara la dose parlando di liturgie romane, più o meno negli stessi minuti in cui il colonnello meloniano Giovanni Donzelli assicura che sicuramente si troverà la quadra nelle regioni al voto e anzi dice non stiamo nemmeno discutendo. Insomma, due film opposti. Nel mezzo Marcato invia un messaggio rapido anche al governatore Zaia. Il secondo passo è fissare la data. La data quindi delle elezioni che giorno dopo giorno scivola a novembre inoltrato, esacerbando i toni nella coalizione, ma anche all'interno degli stessi partiti. In Lega le tensioni sono quotidiane e le tante dichiarazioni del vice segretario Roberto Vannacci certo non aiutano. Parlando di omosessuali, parlando di cittadini italiani di colore, parlando di decima, no? Facendo intendere chissà quali momenti storici andati. Ecco, sapendo perfettamente che sta sollecitando elementi particolari, ecco, quando fa questo lui non è leghista, perché lo ricordo e lo dico in maniera chiara e netta e mettetevela via, la Lega nasce come partito antifascista. Resta a questo punto da capire quanti dei suoi uomini Vannacci schiererà nella lista della Lega, quanto il generale conterà in Veneto. Una cosa sembra però certa, quanto trasversale, ovvero il ricorso ad amministratori locali, sindaci ed ex, la strategia migliore per massimizzare i consensi. Paolo Galeano, candidato del Partito Democratico, è stato sindaco a Preganziola per 10 anni. Che i sindaci siano ancora una delle poche figure a livello politico ed istituzionale che gode di una certa credibilità è un dato di fatto, lo dicono tutte le statistiche, quindi qualche volta questo viene usato anche come traino per un certo consenso. Io però voglio sottolineare invece un altro aspetto, che è quello dell'importanza di una gavetta. Fare la gavetta, fare l'amministratore a livello locale significa acquisire competenze, vivere la quotidianità, confrontarsi con le difficoltà reali di ogni giorno della popolazione, delle aziende e di tutti gli attori che vivono i territori.